Intanto io sono ritornato in quello che poi è lo spazio dedicato alla musica live. Io vorrei, eccolo qua, io non voglio fare pubblicità, Simone, se vai a stringere non è che voglio per forza fare pubblicità a quello che è il mio nuovo album, che è A Volte Canto, però ci sono delle canzoni all'interno che a me chiaramente piacciono tantissimo, che poi non sono mai state presentate qui in televisione, tipo questa che inizia così. Ragazzi, c'è Paul, buonasera a tutti innanzitutto, che se la canta, se la suona, se la balla. Sì, vabbè. Dice non fa pubblicità, però parla sempre del suo disco. Ma non è vero che parlo sempre del mio disco, dai. Non sento. Vai, che c'è? Che c'è? Dimmi. No, va bene così. No, perché io non sento più rumori. Canta, te la balla, te la suona, te la fai. Se vuoi posso fare una cosa più carina, chiamo Giuseppe Masia e faccio cantare lui. Ma non penso che conosca le tue canzoni. Ma stai scherzando? Conosci le tue canzoni? Guarda, facciamo così, noi facciamo questa canzone che mi è stata presentata qua in televisione. Okay. E poi ti faccio vedere quanto sia bravo Giuseppe Masia nel cantare le mie canzoni. Questa fa così. Non sento più i rumori, non sento più le voci di questa vita che tira avanti a me. Si fermano le ore. Vai Maria. Si ferma anche la luce di questo tempo che tira avanti a me. E non mi arriva più il sole e non mi arriva la notte, tutto è fermo con me. Tutto è fermo dentro di me. Eccola là. E questa è Dopo di me. Poi c'è una canzone che noi ogni tanto facciamo ed è la seconda poi traccia, che è quella canzone che facciamo insieme. Maria, te la ricordi le canzoni di ieri? Facciamo un grande applauso a Mariano Melis, che mi ha promesso, mentre tu ti diverti anche con la chitarra, mi ha promesso che il prossimo disco ci saranno dei duetti insieme. Assolutamente. A settembre entriamo in studio. Ma a proposito di questo, visto che parliamo spesso di fare le cose insieme, ricordiamo che domani siamo insieme ospiti di un tuo caro amico, oltre che collega, e di un nostro caro amico che è Giuliano Marongio. Salutiamo. Ciao Giuliano. Salutiamo. Mi fa piacere dire che il motivo per cui domani siamo lì, faremo sicuramente qualcosa insieme da questo tuo album che ha il titolo di A Volte Canto, però io ho il piacere ulteriore di essere lì ospite perché domani si presenta in un'occasione particolare il libro di un'amica nostra, giornalista che sta qui a Olbia, che si chiama Marella Giovannelli. Che è stato già anche tra l'altro ospite. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di averla qui, perché è un grande piacere, e quindi presenterà il suo libro Il Giostraio a riposo, che recentemente è uscito, e domani presentiamo in anteprima un regalo che facciamo, speriamo sia gradito a Giuliano, perché da un testo, da una poesia di Marella che si intitola Il faro e le maree. Non mi dici che fai quella cosa meravigliosa? Io mi sono permesso di mettere una musica su questo testo e domani la presentiamo in anteprima. Guarda, io sono molto offeso perché avrei preferito che tu lo facessi per la prima volta da me, però va bene, dai. E sai cosa dovevamo fare? Dovevamo invitare Marella. Certo. E invece Giuliano in questo è stato più veloce di te. Hai capito. Ritorniamo a parlare di canzoni. E delle tue canzoni, del tuo disco che si intitola A Volte Canto, tanto per dirlo un'altra volta. Siccome non abbiamo detto e c'è quella che fai, le canzoni di ieri, scritta sempre da Mariano Melis. Prego. Le canzoni di ieri vanno via nel tempo e fanno strani percorsi del sentimento e si fermano in me, si raccontano per me e mi scaldano il cuore nelle sere fredde. Le canzoni di ieri parcheggiano nella mente e si chiudono in me, si raccontano per me. Sono senza tempo, sono semplici storie lontane, serene, io le ricordo così. Caldo sole d'estate, di stanchi jukebox nelle spiagge affollate, il mito e Teddy Boys, vissuti playboy alla conquista di nuove avventure. La sera accanto da solo un lento americano, un mare di luna ormai si è perso lontano, e ascolto e riascolto la musica che
che non va più via. Le canzoni di ieri e le canzoni del cuore. Quando imparerai le parole sarà troppo tardi. E le canzoni di ieri, ok? Che non vanno via. Ma c'è un'altra cosa che non va via. Che cosa? Lo sa Giuseppe che cosa non va via. Allora, che c'è, non è che vi siete organizzati insieme? Ma perché le donne vanno via? Nel silenzio, la notte, Perché io a furia di sentire questo disco ti sei polverizzatto. mi sono un po' desantizzato. Perché così fa questo effetto? Perché Calma, perché? le donne vanno via? Se Ma l'ascolti. vedrai, è facile. Adesso mi avvicina uno del pubblico. Perché desantizzarsi è facilissimo. Ciao fratello, come ti chiami? Perché Questa è, mi stai rovinando. è facile. Come ti chiami? Perché? L'hai visto? Perché? Prova a dire le donne vanno via. È facilissimo. Prova a dirlo. Aspetta, mi stai rovinando no, la canzone. Adesso Anche tu- tu. Come ti chiami? Perché? Visto? Molto più Le carina donne lei. vanno via. Le donne vanno. Bravo. Scusa,